Dice così la parola di Dio. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Questo è il compito che il Signore ci ha affidato dalle origini della Chiesa ad oggi. Il nostro compito non è cambiato, il nostro compito è quello di conquistare il mondo attraverso la proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo. Quindi io e te che siamo qua oggi abbiamo lo stesso compito che avevano gli apostoli a quel tempo, cioè attraverso le nostre vite dimostrare che esiste un Dio vivente che ancora oggi fa miracoli. Il problema è che il nostro Dio non è cambiato. Il nostro Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre. Il problema è che la Chiesa è cambiata. E noi vogliamo vedere se oggi riusciamo a fare un passo in più per dimostrare attraverso le nostre vite, attraverso la nostra comunità, che esiste un Dio vivente che ancora oggi fa miracoli. Abbiamo appena cantato "Cambia la mia struttura". Zaccheo era l'unico piccolino della folla, ma lui per vedere il Signore non riusciva perché la folla impediva, è salito su un albero, ha guardato Gesù, ha attirato l'attenzione di Gesù. Allora la mia preghiera questa mattina è che tu che sei qua seduto in questa sala, che il tuo cuore desideri attirare l'attenzione di Gesù e dire: Signore, sono qua, guardami, cambia la mia struttura perché io voglio compiere quel mandato che ci hai dato nella tua parola, che è conquistare il mondo per la tua gloria. Amen? Amen, Chiesa? Chiudi i tuoi occhi e preghiamo insieme. Signore Dio nostro, grazie di essere presente in mezzo a noi, Signore, con gli occhi della fede, con lo Spirito, Signore. Noi ti stiamo contemplando già dall'apertura di questo culto. Signore, io sono sicuro che tu hai accompagnato qua delle persone, non a caso, Signore, quelli che hanno desiderato venire al culto è perché desiderano ascoltare la tua voce, Signore. Che tu possa rendere questo terreno fertile, Signore, un terreno in cui si porta frutto e frutto per la vita eterna. Signore, che tu possa trovare, Signore, nella tua Chiesa questa mattina dei veri discepoli, delle persone che hanno a cuore il tuo mandato, Signore, hanno a cuore la responsabilità, Signore, di diventare dei tuoi testimoni. È interessante, Signore, ricordare che cosa significa la parola testimone nel greco. Nuovo Testamento. Dice la parola che è usata è la parola martireo. Martire. Testimone vuol dire essere dei martiri. Noi non stiamo vivendo, Signore, oppressione, ma dobbiamo martirizzare il nostro io dentro di noi e provocare un cambiamento, Signore, perché senza cambiamento noi non possiamo fare nulla. Ma grazie, Signore, di tutti i fratelli e le sorelle di buona volontà, Signore, che hanno un cuore aperto ad ascoltare la tua parola nel nome di Cristo Gesù. Amen. Quando io, e vi faccio una confessione, fino a poco tempo fa leggevo questo testo biblico, no? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Leggevo questo testo con una semplice connotazione geografica, no? Prima i discepoli dovevano conquistare la Giudea, poi la Samaria e poi andare fino all'estremità della terra. Il Signore ha cominciato a parlarmi in un modo molto più approfondito. Mi ha detto: Pastore Sandro, non è solo una questione geografica,
non è solo una questione di organizzazione, non è solo una questione di mettere la Chiesa in condizione di testimoniare, no, è una questione di cuore, è una questione di profondità, di quanto il Vangelo è arrivato in profondità del nostro cuore. Sapete perché, fratelli, tante volte le nostre chiese sono gonfie di persone, no? Noi conquistiamo anime, noi parliamo dell'Evangelo, le persone arrivano e poi le chiese si spaccano, vero o no? Mai successo? Mai vissuto questo? Sapete perché? Perché le fondamenta non reggono, perché le fondamenta non sono profonde e se non sbaglia la dinamica di un edificio, più le fondamenta sono profonde, più noi riusciamo a costruire in alto. E sapete chi sono le fondamenta della Chiesa? Siamo io e te. E fin tanto che queste fondamenta non sono profondamente salde nel terreno dove noi siamo, il Signore non può costruire un edificio alto, non può conquistare anime per la sua gloria. E quindi provate a immaginare e pensare bene cosa sta dicendo questo testo. Voi mi sarete testimoni in Giudea. Chi è che ha perseguitato i cristiani all'inizio? Esattamente i giudei. I cristiani dovevano, quelli che avevano ricevuto Cristo e quelli che avevano vissuto insieme a Cristo, dovevano in quel momento lì imparare ad amare delle persone che li avevano detestati fino a quel momento, li avevano perseguitati. Com'è facile, amare i propri nemici? Sapete dove dobbiamo cominciare ad amare i nostri nemici? Qua nella profondità del nostro cuore. Il Signore stava dicendo a questi discepoli, questi 120, e tutte le volte che leggo questo capitolo, io rimango allibito, no? A quante migliaia di persone Gesù aveva parlato. Migliaia e migliaia di persone che erano state contattate da Gesù, miracolate da Gesù. Gesù aveva testimoniato loro che c'era una persona diversa in quel tempo e queste persone avevano colto il messaggio di Gesù. Migliaia e migliaia di persone, quanti erano rimasti? 120. Ma vi rendete conto? Solo 120 persone che erano disposte a pagare il prezzo per cambiare il mondo per la gloria del Signore. Io non vorrei contarvi stamattina, ma più o meno saremo 120. Io spero che ciascuno di noi abbia questo spirito di volontà di testimoniare per la gloria di Dio. E queste 120 persone si trovavano lì a pregare insieme e il Signore gli ha detto: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Giudea. Praticamente stava dicendo: voi dovete amare quelli che vi hanno odiato fino adesso. Questa è la prima barriera che noi dobbiamo spezzare nelle nostre vite. Hai mai avuto un nemico nella tua vita? Se tu vuoi essere testimone per il Signore, caro mio, a volte i peggiori nemici sono nella nostra casa, no? Il nostro marito e la nostra moglie, perché loro conoscono esattamente i nostri punti deboli. Hai mai osservato un marito e una moglie che litigano? Il marito sa dove colpire, la moglie sa dove colpire. La ferita aperta, loro sanno dov'è e loro, tac, per fare male lì. Ma fratelli, la parola di Dio ci insegna, come ha insegnato ai discepoli di quel tempo, prima di tutto, tu vuoi conquistare il mondo, la prima cosa che tu devi fare è amare i tuoi nemici. Perché sapete cosa ha fatto Gesù? Ha amato i suoi nemici. Sapete chi erano i suoi nemici? Eravamo noi. Perché la parola di Dio, se non mi inganna, in Romani capitolo 5 dice che mentre noi eravamo ancora nemici, Cristo è morto per noi. Tutto quello che noi pensavamo, tutto quello che noi facevamo era contro la volontà di Dio, perché ti do una brutta notizia, caro mio. Perché dentro di noi c'è una natura che si chiama peccato, è la cosa più brutta che esista sulla faccia di questa terra, è quella che odia, è quella che detesta, quella che è ipocrita, quella che è egoista, e tutte queste cose sono dentro di noi. E fratelli, tante volte vi dico una cosa, noi entriamo nelle nostre chiese e non abbiamo capito che il Signore ha fatto un lavoro radicale dentro di noi. Lui ha preso il nostro peccato, l'ha crocifisso e adesso Lui guarda noi come delle persone desiderabili. Ti do una buona notizia. Dio guarda me e Dio guarda te come delle persone desiderabili. Lui vuole stare nella nostra presenza.
Lui vuole camminare insieme a noi, Lui vuole abitare nella nostra casa spirituale che è il nostro cuore. Quando Lui guarda me e dice: Sandro, io voglio stare in tua compagnia, perché se non mi sbaglio il nome Cristo, Gesù è anche Emanuele. Vi ricordate cosa significa Emanuele? Dio con... Il suo nome identifica la sua personalità e Dio vuole stare con noi. Ma indovina chi è che non vuole stare con Lui? Ah, Signore, oggi cammino da solo perché quella persona lì mi ha fatto male e io non voglio niente avere a che fare con lei. Nel momento in cui tu fai questo, sai cosa fai? Stai rifiutando Cristo nella tua vita. E fratello, la prima obiettivo è già fallito. I tuoi giudei, quelli che stanno attorno a te, non saranno mai conquistati. Scapperanno via perché loro non vedono niente di diverso tra te e il mondo. È interessante come ragiona il mondo oggi, no? Io a volte passo davanti alle insegne dei negozi e mi soffermo a ragionare addirittura sui nomi delle attività, no? E mia moglie fa la parrucchiera e ogni tanto mi fermo, guardo i titoli dei negozi, Ricci e Capricci, no? Ricci e Capricci, vanità. Dico, caspita, il mondo sta ragionando al contrario, dà delle connotazioni positive ai peccati e delle connotazioni negative alle cose buone. E a volte noi cristiani entriamo in questa logica. La vendetta è buona. Sì, sì, perché mio marito mi ha fatto questo, mia moglie mi ha fatto... Adesso gliela faccio vedere io. Tu non sai chi sono io. A volte non lo diciamo con la bocca, ma lo diciamo dentro di noi. Fratelli, il Signore ci insegna a conquistare la nostra Giudea quotidiana, ad amare i nostri nemici, e per fare questo noi dobbiamo camminare con Cristo, capire che Cristo ci ha amato esattamente così come noi eravamo, pieni di spazzatura. Pieni di spazzatura. Ah, Signore, ma io non sono poi così male come la parola di Dio dice. Tu sei sicuro? Io sono sicuro che se qualcuno tocca uno dei tuoi familiari, tu diventi la più brutta bestia che esista sulla faccia di questa terra. Sei d'accordo con me? Quindi dentro di noi che cosa c'è, fratelli? Vendetta, odio, ipocrisia, egoismo, tutte queste belle cose che piacciono al Signore. Ma sai cosa ha fatto il Signore per noi? Lui ha preso questa fognatura nera dal profondo del nostro cuore, con tutto il suo amore. Ti ricordi quando Gesù era nel giardino del Getsemani? Lui ha detto: Padre, se puoi, passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà. In questo calice c'era tutta la sporcizia del nostro cuore e lui l'ha bevuta a bocca piena, sai per fare cosa? Per renderci delle persone desiderabili agli occhi di Dio. E quando noi guardiamo le persone che sono nostri nemici come noi eravamo nemici di Cristo, dobbiamo vedere come delle persone che hanno una possibilità di essere salvati. Fratello, sorella, tu che sei qua oggi, ascolta il mio ragionamento. Tu sai che cosa vuol dire andare all'inferno? Tu sai che cos'è l'inferno? Tu prova a moltiplicare le tue angosce, le tue tristezze, le tue difficoltà, i periodi più bui della tua vita moltiplicano per tutta l'eternità e prendilo su di te. Tu saresti disposto ad andare all'inferno? Ci sono stati dei momenti nella mia vita, non so nella tua. Ieri sera leggevo un salmo che diceva: Signore, non chiudere la bocca del pozzo sopra di me. Ti sei mai sentito nella bocca del pozzo come se qualcuno stesse quasi per chiudere il coperchio e dimenticarsi di te? Ti sei mai sentito così? Io sì. Questo è l'inferno, rimorso e rimpianto per l'eternità. Gente, fuori ci sono milioni di persone che stanno andando all'inferno e noi non siamo capaci di conquistare la nostra prima meta, che è la Giudea, amare i nostri nemici. Stai capendo quello che ti dico? Se tu non cambi questo, se noi non cambiamo questo, se noi non amiamo i nostri nemici, noi non conquisteremo mai un'anima per la gloria di Dio. E un giorno il Signore ci dirà: ok, vieni nel cielo. E cosa stai portando nella tua valigia?
Se la tua valigia è vuota, caro mio, la valigia non conterà niente. E se non sbaglio c'è un testo biblico. Ti ricordi quando tutte le folle si raduneranno davanti al trono di Dio? Questo si trova in Matteo capitolo 8. Ci sarà un momento che il Signore dividerà le pecore dai capri. Okay? È interessante che i capri in quel momento diranno: Signore, non abbiamo noi evangelizzato? Non abbiamo noi liberato le persone dagli spiriti maligni? Non abbiamo predicato noi la tua parola? Ti ricordi cosa risponderà il Signore? Io non ti ho mai conosciuto. Io vorrei che tu facessi il tuo primo esercizio questa mattina insieme a me in questa predica. Pensa al tuo nemico, pensa alla tua nemica. Pensa a questa persona come una persona che Dio ti ha assegnato perché tu la ami come Lui ha amato noi. E voglio che tu consegni nelle mani di Dio questa persona dicendo: Signore, io non sono capace, ma io voglio che tu, Signore, prenda questo mio sentimento e lo trasformi per la tua gloria affinché la tua gloria sia rivelata nella mia vita. E qua arriva la prima conquista, no? Se tu fai questo, noi conquisteremo la nostra Giudea. Ma adesso però c'è la Samaria. La Samaria era un ambiente molto interessante, no? La Samaria era un ambiente in cui c'era un misto, era una razza mista tra Assiri, di 7 secoli prima che avevano conquistato la Giudea, e di Giudei. Questi due popoli si erano mescolati, no? Stavano adorando diversi dei, in mezzo a questi dei c'era anche il Signore dei Giudei. E quindi era una razza, provate a immaginare che i Giudei per andare nella Galilea, okay, facevano un giro completo, non attraversavano la Samaria perché i samaritani erano impuri. Quando arrivavano al di là dei confini della Samaria, sbattevano i sandali per scuotere la polvere e dire: io non ho niente a che fare coi samaritani. Okay? Questo era un pregiudizio che c'era nella testa dei giudei, ed era un pregiudizio perché noi nella nostra Chiesa oggi non ci sono neanche un tipo di pregiudizio, vero? Esattamente, misericordia. Quando io vedo la Chiesa, fratello, non so cosa tu vedi, no? Io vedo un misto di razze, di popoli, di culture, di educazione, strati sociali diversi. Io dico: Signore, che ricchezza, che cosa meravigliosa, è l'anticipo del cielo. Ma tu immagina, no? Un culto nel cielo, i ghanesi che ballano quei balli fantastici. Io ho assistito a un culto ghanese, fratelli, è una gioia immensa. Tu vedi queste persone che ballano a destra e a sinistra, Ho assistito a un culto della Chiesa dei Fratelli Italiani che sembravano tutti cetrioli in fila l'uno all'altro. Le chiese battiste, no, con questi cori, in Brasile poi sono fantastici, tutti questi cori, no, con tutti i vestiti uguali, con queste voci che escono dal pulpito che sembrano riempire tutto il locale di culto. Ma provate a immaginare nel cielo tutte queste cose messe insieme. L'ordine della Chiesa dei Fratelli, i cori della Chiesa Battista, i balli ghanesi, tutto insieme, no? Per l'eternità. Io voglio partecipare, non so tu. Ma quando noi entriamo nelle nostre chiese, dentro di noi esistono dei grandissimi pregiudizi gli uni verso gli altri. Io ho esperienza di questo. Noi brasiliani siamo bravi a suonare, a cantare. Noi italiani con gli orari siamo bravissimi. Io dico che nella Chiesa c'è l'orario battista, non c'è l'orario, nel brasiliano c'è l'orario battista, no? Che è quello fatto con elastico. Cominciamo il culto a partire dalle 10:30. A partire dalle 10:30, allora tu cominci a vedere le persone che arrivano 10:40, 10:50, 11. C'era un fratello nella chiesa di Mantov e non sbagliava di un secondo, no?
Quando cominciava il messaggio lui entrava dalla porta, era già passati 40 minuti di culto, ok? Ma era cronometrato, è incredibile. Ma lui, l'orario era questo, era spostato, diffuso orario, non c'era niente da fare. Ma fratelli, quando noi riusciremo a spezzare queste barriere di pregiudizio, quando noi passeremo per la Samaria, quando noi cominceremo a dialogare con i nostri fratelli brasiliani, quando i fratelli brasiliani cominceranno a dialogare con i nostri fratelli italiani, ma dialogare non significa parlare, vuol dire avere un interlocutore davanti che capisce quello che tu sei e quello che stai dicendo. Stai capendo quello che ti dico? È così che bisogna essere mescolati e quando noi capiremo, fratelli, perché questa seconda conquista della Samaria è una conquista che ci parla di servizio nella Chiesa. Quando io capisco che la mia cultura, la mia personalità, la mia educazione sono al servizio dei miei fratelli, io non ho tempo di guardare alle differenze. Sapete perché? Perché guardo alle necessità, guardo alle necessità degli altri. Guardo le necessità della persona che è a fianco a me, guardo le necessità della mia Chiesa. E ve l'ho già raccontato, ma ve lo racconto ancora perché è interessante questo. Perché questo ha segnato la mia vita come cristiano. Un giorno io sono entrato tanti anni fa, ero neoconvertito in una chiesa e c'era questo anziano di chiesa che tutte le volte era il più simpatico, io parlavo con lui, no? Ma si chiamava Marco. Marco, ma perché la Chiesa non può fare così? Ma perché la Chiesa non può fare cos'ha? E perché la Chiesa non fa in questo modo? E perché la Chiesa non evangelizza in questo? Ma perché non suona in quell'altro? E lui mi ascoltava settimana dopo settimana dopo settimana. A un certo punto, dopo alcuni mesi, che tutte le domeniche era la stessa storia, io come cristiano neoconvertito, lui mi guarda e era sempre la stessa storia. Ma perché non facciamo così? Lui mi ha guardato, 3 secondi, 3 parole hanno cambiato la mia vita. E lui mi ha detto, ma se tu vedi tutte queste necessità, perché non lo fai tu? Gente, sarà che Dio non ti sta dicendo da tempo, perché non lo fai tu? Signore, voglio che la Chiesa sia organizzata. E il Signore ti dice, la risposta della preghiera sei tu. Signore, mando una persona per fare, la risposta sei tu. Questa è la tua Samaria da conquistare. Questo è il suo servizio da dare. Gente, la Chiesa ha delle potenzialità gigantesche. E se io non sbaglio, c'è un testo biblico che dice che la Chiesa cresce in misura del vigore di ogni singola parte. L'Apostolo Paolo ha detto questo nella lettera agli Efesini. Se tu non dai il tuo contributo, la Chiesa non cresce. Questa è la tua Samaria da conquistare. Questa è la tua Samaria da guadagnare per la gloria di Dio. Quando tu guardi alla tua Chiesa, guarda le necessità delle persone che sono a fianco a te, guarda le necessità della tua comunità, perché se tu cominci a servire, il Signore si serve di te. E questo non c'è niente di più bello al mondo. Tu ti senti che il Signore ti usa esattamente in quel momento lì. E una volta che tu hai fatto questo, oltre alla Samaria c'è l'estremità della terra. Finalmente ho capito che devo amare i miei nemici, finalmente ho capito che devo servire, adesso ci sono le persone più differenti da me. Allora voi provate a immaginare nella testa di un giudeo, ok? Come Pietro, che era il giudeo classico, quello che aveva ragionato sempre con la tradizione. Adesso Pietro, tu andrai a evangelizzare un centurione romano, ok? I giudei non entravano nelle case dei romani perché erano sporchi, perché erano pagani, perché adoravano altri dei, perché, ok? C'era tutta una serie. E il Signore chi prende per le orecchie Pietro? Vi ricordate quel Pietro che le sparava grosse, che diceva Signore io ti seguirò ovunque tu andrai, e poi cosa ha fatto? L'ha tradito. Signore io non permetterò mai che tu venga ucciso dagli anziani, e poi cosa ha fatto? L'ha rinegato 3 volte. Ma Pietro era cambiato e Gesù voleva che cambiasse ancora di più. Allora lui lo manda a evangelizzare
se tu vai più avanti, nel capitolo 10 di Atti degli Apostoli, lo mandi in casa di un soldato romano, un centurione, il più sporco di tutti. E il Signore gli dice, attraverso una visione, Pietro, guarda questo cesto pieno di animali feroci, no? Prendi e mangia. Questo voleva dire che lui doveva evangelizzare delle persone completamente diverse dalla sua cultura. E lui ha detto, Signore, questo non avverrà mai. Allora tu ti rendi conto cosa ha detto Pietro, un apostolo scelto per conquistare il mondo, ha detto, Signore, questo non avverrà mai. Ma noi questo non lo facciamo nella nostra Chiesa, Signore, questo io non lo farò mai. Allora ti insegno una regola spirituale. Quando tu dici di no alla minestra del Signore, Lui te ne dà 2 tazze. 15 anni fa il Signore mi ha detto, Sandro, io non ero ancora pastore, io voglio che tu lavori con i bambini. Ho detto, Signore, guarda, io per carità capisco il tuo punto di vista, però io ho già un bambino piccolo, tanto impegno, l'altra mia figlia non dormiva mai di notte, ok? Quindi io non vedevo l'ora che verso mattina lei cominciasse a prendere sonno per dormire un po', poi di bambini non ne volevo più sapere, ok? Ma il Signore mi ha detto, io vorrei che tu cominciassi a lavorare con i bambini. Gente, ho preso in mano il ministero dei bambini là a Mantova. Sono stati gli anni più belli del mio ministero, perché i bambini sono straordinari. Quando loro ti apprezzano, non fanno come gli adulti che fanno... Se non vogliono che tu gli dica qualcosa, ti dicono no, non mi piace. Non hanno mezzi termini i bambini, ma quando ti danno soddisfazione, gente, loro ti riempiono il cuore. Ieri abbiamo fatto un corso di palloncini e pupazzi a Marghera. Voi non immaginate, c'erano 4 bambini tutti in fila, tutti provavano a fare palloncini e quando abbiamo provato a fare i pupazzi ridevano come matti. Ho detto, Signore, tutta la fatica è valsa, perché un sorriso di un bambino è una roba straordinaria, ok? E vi dico, sento un po' di nostalgia che non faccio più sto lavoro, ma vediamo cosa farà il Signore con me. Io sono disponibile oggi, ma ti dico una cosa, quando io ho detto no, il Signore mi ha detto, ok, 2 tazze. E ti posso assicurare che 2 tazze mi hanno riempito la vita. Forse tu stai resistendo da tanto tempo al Signore e stai dicendo, Signore, non voglio entrare in quel ministero, non voglio fare quella cosa, non voglio, non mi ci vedo lì in mezzo. Il Signore ti dice, io ti conosco, so per cosa ti ho creato. Tu stai bene, come un pezzo del puzzle, stai bene esattamente lì dove io ho progettato nella mia mente. E gente, a volte noi facciamo delle cose incredibili. Questo apostolo che era Pietro, che era scappato dalle sue responsabilità, quando lui si alza, se tu vai a leggere, versetto 15 dice, in quei giorni Pietro alzatosi, e mi fermo qua, Pietro si è alzato. Prima scappava, ma adesso si è alzato e ha cominciato a predicare, ha cominciato a indicare la strada ai suoi fratelli. C'era stato un cambiamento, sì o no? Allora, tu sai che il Signore vuole cambiare anche te. Tu sai che il Signore vuole che anche tu ti alzi e cominci a tirarti sulle maniche perché Lui ha riservato un dono anche per te. Lui vuole che tu ti impegni nell'opera di Dio, perché se non sbaglio dice la parola di Dio che la Chiesa è come un tempio. Il tempio è fatto di mattoni e se tu non incastri un mattone con l'altro il tempio non cresce. Ah, ma la Chiesa è così, ah, ma la Chiesa è cosà. Incastrati, caro mio, nella struttura del Tempio di Dio, perché Dio vuole usarti per sostenere il peso di tante anime che stanno arrivando. E gente, io vi dico una cosa, io sto sentendo da parte di Dio che Treviso, Conegliano, Marghera e Padova sta per esplodere il Vangelo attraverso queste chiese. Il Signore mi ha parlato, specialmente Treviso. Ma se tu non dai il tuo contributo, questa esplosione sarà quella esplosione di quei petardi che fanno... Pff. Dio vuole, ma vuole attraverso di te e attraverso di me. Non vuole farlo con gli angeli, ma la nostra vita deve rompere delle barriere. E quando Pietro ha detto di sì al Signore, questo centurione romano si è convertito e questo centurione è diventata la chiave per evangelizzare la sua famiglia e questa famiglia si è convertita, ha evangelizzato altre famiglie. Gente, quando Dio spezza le barriere, Dio è
straordinario conquista anime attraverso di noi e noi ci sentiamo al centro della volontà di Dio. Tu puoi questo? Io sì. E voglio darti questa promessa. Allora, hai conquistato la tua Giudea, hai amato i tuoi nemici, hai conquistato la tua Samaria, stai guardando alle necessità dei tuoi fratelli come servizio, hai conquistato la tua, l'estremità della terra, andando verso le persone, anche le più diverse, con questo spirito di evangelizzazione e di amore per il Vangelo di Dio. E Gesù ha detto una cosa molto interessante, questa è una promessa per ciascuno di noi. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Non so se avete già studiato questo nel libro di Atti che stiamo cominciando a studiare in queste settimane. La parola usata qua, potenza, nel greco è la parola dunamis, da cui derivano tante parole in italiano, dinamite, dinamo, dinamico. A voi riceverete, traduciamola in parole moderne, ma voi riceverete dinamite quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Allora vi chiedo, non dovete rispondere a me, è una cosa vostra con Dio. Quante volte tu hai sentito questa dinamite esplodere nella tua vita? Perché se non sbaglio, fratelli, Gesù ha detto, chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E questo mi disturba parecchio. Sai perché? Perché noi siamo abituati a vivere una vita cristiana di una linearità, di una tranquillità e di una normalità che mi disturba. Non c'è dinamite dentro di noi, no? C'è una tranquillo andare avanti. Sei d'accordo con me? Sarà che questa Chiesa esplode, prima o poi. Ma noi dobbiamo conquistare Giudea, Samaria, estremità della terra, dobbiamo riempirci dello Spirito Santo, perché questa è una promessa del Signore. Permettiamo che Dio possa farci una radiografia spirituale, fratelli. Mettiamo tutto nelle sue mani, lasciamo che Lui controlli tutto, perché questa Chiesa, 120 persone, hanno cambiato letteralmente il mondo. Ok? Ora, la mia domanda è: cosa ci impedisce di farlo a noi? Abbiamo questa volontà di regalare la nostra vita al Signore come Lui ce l'ha regalato a noi? Perché se noi facciamo questo, Dio la userà con dinamite. Con dinamite. Io spero di averti fatto ragionare sulla tua vita, perché io ho ragionato sulla mia mentre studiavo questo testo biblico. E io voglio pregare per te stamattina. Io voglio chiederti che tu possa fare un'analisi molto sincera nel tuo cuore. Ok? Signore, sto vivendo questa potenza che tu hai promesso alla tua Chiesa, sto vivendo questa potenza che tu hai promesso ai tuoi discepoli. Se no, Dio non si tira indietro, ma Lui aspetta che noi gli permettiamo, no? Ti ricordi quel testo biblico in Apocalisse che dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, io entrerò e cenerò con lui. La cosa interessante è che questa porta che tu devi aprire non ha due maniglie, ne ha soltanto una interna. E questa maniglia deve essere aperta da te, il Signore non la sfonderà mai, non la aprirà mai da fuori, sei tu che glielo devi permettere, ma Dio può fare cose straordinarie attraverso una vita ordinaria, perché noi glielo dobbiamo permettere. Tu che sei qua stamattina, vuoi che il Signore faccia questo con me, con te? Vogliamo conquistare questo Treviso per la gloria di Dio? Guarda, tutte le volte che io vado a dormire a Marghera, no?
io resto qua a Treviso per 4-5 giorni, tutte le settimane. Lascio la mia famiglia a casa. Tu pensi che non sia difficile? Che sia difficile? Molto difficile. Io in quel piccolo appartamento, freddo, grazie a Dio è arrivata una stufetta negli ultimi giorni, ma da solo, senza mia moglie a fianco, senza il conforto della mia famiglia, è complicato, gente. Sai perché lo faccio? Perché io sono sicuro che questa Chiesa ha una potenzialità enorme di fare la volontà di Dio e che questa città e che questo paese può cambiare attraverso questa Chiesa. Signore, io voglio che questa Chiesa sia veramente sottomessa alla tua opera, che la potenza di Dio riposi su questa Chiesa. Ma Dio non violenterà la tua volontà, Dio non violenterà il tuo cuore. Lui vuole che tu liberamente glielo offri e tu sperimenterai una cosa straordinaria, che è la presenza di Dio nella tua vita, cosa che tu non hai mai provato prima. Io voglio essere al centro della volontà di Dio. Io sì, ma sono sicuro che ci sono tanti altri miei fratelli qua stamattina che vogliono la stessa cosa. Dio non è cambiato, Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre. Dio vuole che la tua vita cambi. Tu vuoi la preghiera della Chiesa? Alza la tua mano e riabbassala subito dopo, nel nome di Gesù. Chi è che vuole essere usato con potenza dal Signore? Dio ha fatto una promessa, Lui la manterrà, ma Lui vuole il tuo consenso. Alziamoci tutti in piedi. E tu che hai alzato la tua mano, che stai dicendo: Signore, io voglio, qualsiasi ostacolo ci sia in mezzo, io voglio. Non importa cosa dovrò affrontare, perché io so che tu l'affronterai insieme a me, davanti a me. Amen? E ti invito a venire qua davanti intanto che noi siamo qui e vogliamo pregare insieme affinché il Signore ti possa usare con potenza e con grazia. Amen? Amen. Gloria a Dio. Allora, davanti a te ci sta la Giudea, la Samaria e l'estremità della terra. Signore, la strada è lunga, sì, è vero, la strada è lunga, ma Lui è con te, dentro di te, insieme a te, in tutti i momenti della tua vita per fare questo percorso. Lui non ti abbandonerà mai, perché le promesse di Dio non sono mai cadute a terra. Amen? Il Signore non chiuderà mai la bocca del pozzo sopra di te, nella disperazione, nel buio, nella difficoltà. Non lo farà mai, perché Dio vuole portarti alla luce. Dio vuole portarti a una consapevolezza che Lui è la cosa più importante della tua vita. E sono sicuro che se noi preghiamo così, Lui ci userà in un modo straordinario a partire da oggi. E noi vedremo la città di Treviso, la nazione italiana conquistata attraverso le nostre vite. Poche persone, ma sottomesse completamente alla volontà di Dio. Questo è quello che Dio vuole da noi. Preghiamo? Prendiamoci per mano. Signore Dio nostro, io ti ringrazio, Signore, per il culto di questa mattina. Io ho chiesto nelle mie preghiere personali un cambiamento profondo, Signore, per me, per la mia famiglia, per la mia Chiesa, Signore, e Tu me l'hai dato. Attraverso questi fratelli e sorelle che sono qua davanti, Signore, io sto capendo che Tu hai toccato nella profondità del cuore dei miei fratelli, Signore, e Tu vuoi produrre, Signore, vita e vita in abbondanza.
Signore, che quando noi usciremo da qua possiamo avere il coraggio, Signore, di portare alta la tua bandiera, alta, Signore, la tua causa, ricordando, Signore, questo testo biblico che dice che noi riceveremo potenza, dinamite, dunamis, per conquistare il mondo. Signore, aiutaci ad amare i nostri nemici, la nostra Giudea. Aiutaci, Signore, a guardare alla necessità dei nostri fratelli, delle necessità del mondo che sono tante. Questa è la nostra Samaria. Ed aiutaci ad aprire la nostra bocca, Signore, fino all'estremità della terra, a proclamare che c'è un Dio vivente che cambia le vite, Signore, che cambia le esistenze, che porta la salvezza e dà un destino eterno. Signore, io ti ringrazio per la vita dei miei fratelli qui, per tutti quelli che hanno fatto un passo, Signore, che loro possano tenere fermo, che loro possano tenere saldo, Signore, giorno dopo giorno, questo testimone che tu ci hai dato, e che la generazione che verrà, Signore, dopo di noi, possa riconoscere, Signore, che noi abbiamo fatto la nostra parte. Grazie, Signore, per questo. Io ti benedico e ti lodo per questo culto, Signore, semplice ma spirituale, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Io vorrei che tu dessi un abbraccio alla persona che è vicino a te.